Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Serafino Marchiò-Lunet, che è il presidente di AIRSAC Europa. Serafino, io non mi ricordo mai se è presidente, no? Sì, Presidente sì. di AIRSAC Europa, con il quale parleremo del ritorno, cioè la seconda edizione del progetto In barca tra le risorgive del Timavo. Allora, noi eravamo abituati a discutere con te degli spettacoli di luci e suoni. Dallo scorso anno invece parliamo di quest'altra iniziativa che cosa tiene qualche cosa di luci e suoni, cioè c'è un percorso narrativo? No, è un percorso tipico, perché avevamo fatto prima di questo col Delfino Verde itinerante che si fermava sotto le varie fermate, Castello di Miramer, tutte le varie fermate, ed era un po' sul format del luci e suoni. Questo qua invece è puramente perché che scopo abbiamo fatto questo insieme con Maurizio Lenarduzzi e grazie anche alla Regione, che si vuole e ci stiamo un po' riuscendo a valorizzare questa zona del Timavo, del villaggio del pescatore e San Giovanni di Duino. E allora per valorizzare questo posto ci siamo inventati, tra virgolette, l'altro anno. Abbiamo fatto un anno prima, giusto, era una prova, ma l'altro anno abbiamo avuto un ottimo successo. Quest'anno poi abbiamo acquistato una terza barca, perché sono barche per il fiume, portano 7 persone, per cui abbiamo una capacità ogni giorno di 21 persone. 3 barche quindi? Sono 3 barche e noi quest'anno facciamo il lunedì, il mercoledì e il sabato. Ok. Ecco. E ogni escursione dura un paio d'ore, se non mi sbaglio. Dura poi 150 minuti, sì. Sì, perché poi c'è anche prima un ritrovo. Sì, esatto, no? Però cosa succede? Viene imbarcata, gli escursionisti fanno il giro fino dentro a Porto Piccolo, quindi Castello di Duino, la Dama Bianca, eccetera. Poi tornano indietro, portano a visitare le pedocere, tutti gli allevamenti di acquicoltura. Poi risale il Timavo che abbiamo avuto in concessione dalla Regione, il primo ramo del Timavo che era da 40 anni che era impraticabile. L'abbiamo avuto l'autorizzazione, abbiamo liberato da tronchi, eccetera, e si ferma un piccolo moletto che è diventato per il momento un approdo, la gente scende, fa un piccolo sentiero e si trova sulla chiesa di San Giovanni in Tuba. Okay. Lì ci sono 2 attori in costume di antichi romani che spiegano la storia e le leggende del posto. Quindi c'era qualche cosa che sempre, no, se no facciamo le guide turistiche, no? E il rientro è a Marina del Timavo, dove c'è il chiosco, la Canoccialo, dove c'è il ritrovo, che chi ha piacere può mangiare un iturismo, può poi qui anche si arriva, mangiare o qualsiasi cosa, prodotti del luogo. Insomma, allora, ecco. la partenza è alle 10:30. A che ora è il caso il raduno è alle 10, la gente si trova, lì gli offriamo il caffè con qualche pasticcino e la partenza è alle 10:30, no? Ecco. Allora, ricordiamo che ci sono anche delle offerte, cioè delle possibilità per ottenere anche degli sconti. Intanto arriviamoci gradatamente, nel senso che le prenotazioni sono obbligatorie e si possono effettuare dal ticket point o online su biglietteria Ticket Point, c'è tutto lo schema delle barche, può fare la prenotazione. Ok, no? Chi si prenota invece, ci sono delle offerte per i primi 2 giorni della prossima settimana? Sì, allora chi prenota per il giorno 1° luglio o per il giorno 3 luglio, esclusivamente per quei 2 giorni, invece di pagare diciamo la quota che è di 40 euro, pagheranno 35 euro, questa è via promozionale. Invece per le comitive c'è Invece per le comitive, che possono essere crallo, che vogliono fare, abbiamo fatto, se arrivano 20 persone,
viene fatto 30 euro a persona. Ok. Se invece c'è la barca che 14, 2 barche, facciamo 35. Quindi insomma c'è Un anche quella incentivo, possibilità sì. Esatto, sì. di alcuni sconti, eccetera. Dicevamo, questo è il secondo anno. Secondo anno, Significa che l'altro anno è andata bene. È andato, sì, è andato bene, sì. Che cosa ti ha convinto come dire, a provare questa formula? Ma il fatto è che, diciamo, noi da Miramare in poi, senza che faccio tutta la storia, cioè gli spettacoli di luci e suoni sono quelli di valorizzare il luogo, indifferentemente luci e suoni è tutta un'altra forma, eccetera, però l'associazione AISA, Ricerca e Sviluppo Aree Culturali, è sempre di dare un senso di valorizzare alcune zone che non sono valorizzate. No? Qua si sposa bene perché anche la regione volevano fare il parco del Timavo, no? È una cosa che portiamo avanti insieme con Lenarduzzi, che è il titolare della Marina Timavo, che ci ha dato tutti gli appoggi possibili e immaginabili, diciamo, no? Quindi è uno che ci crede e vuole sviluppare, eccetera, no? Completamente la regione e anche il sindaco di Luino Auresina ci hanno stimolato ad andare avanti e spero che il prossimo anno si possa fare ancora qualche cosa in più. Allora, dicevamo prima che Serafino è un po' diciamo la memoria storica, ma neanche non la memoria storica, ma proprio anche la memoria attiva per quanto riguarda appunto questo genere di iniziative. Noi ricordiamo ancora, rimane in questo caso sì nella memoria di tutti noi, per tutti quelli che hanno una certa età, gli spettacoli di luce e suoni, quello storico al castello di Miramare, eccetera. Poi ci sono state anche altre, a Duino avete fatto. Al di là poi di quelle che possono essere le ragioni, come mai tutto sommato nella nostra zona non c'è uno spettacolo di questo genere fisso? Ma noi avevamo iniziato a Miramare, che è terminato dal 1960 e terminato negli anni 2000. Poi nel 2001, c'era ancora la statua di Massimiliano a Miramare, abbiamo fatto un altro spettacolo di luci e suoni con la regia della Paola Bonesi, con gli attori però in campo, attori e figuranti. Dopodiché è stato spostato la statua è stata spostata in Piazza Venezia, e abbiamo fatto anche in Piazza Venezia per 3 anni, che è stato lì proprio, è stata la Cristina, che è un light designer perfetto, siamo stati non so quante ore, perché colorare la statua di bronzo è stato veramente un rendo conto. E dopo diciamo che abbiamo fatto quasi tutte le possibilità, perché abbiamo fatto il Castello di San Giusto, abbiamo fatto Villa Revoltella, al Castello di... Avete fatto anche appunto a Duino? Duino, Castello di Duino, quella mega galattica, eccetera. In Grotta Gigante abbiamo fatto per diversi anni, e poi abbiamo fatto in diversi posti, abbiamo fatto a Re di Puglia con altri scopi, al Monumento dei Caduti a San Giusto, e abbiamo fatto poi la storia del Monsignor Santin, sempre vicino al Monumento dei Caduti, no? Ecco, e abbiamo fatto un po' dappertutto, no? Adesso siamo riusciti addirittura a fare Massimiliano e il mare al Pedoncin, ecco, non dico altro. Sapevo. Poi dopo dove trovo altri muri da illuminare, sarebbe diventato un problema. Quindi c'è anche... Perché poi questo è anche un dato, no? Probabilmente riguarda tutte quante le zone del nostro paese, che, come dire, basta metterci diciamo un po' di fantasia e conoscere al minimo la storia, diciamo, è la storia grande ma anche la storia piccola di una località, e trovi queste leggenda, possibilità, le eccetera, leggende, no? Sì. Ma sai cos'è? Purtroppo è la cultura di questo paese. Quando fai una cosa non riesci ad andare nel tempo, no? È stata avanti, perché i spettacoli suoni e luci nascono in Francia. E tu vedi in qualsiasi parte, alle piramidi di Giza, in Francia, tutti i castelli ogni anno si illuminano, no? Qua invece non c'è la tradizione, no?
Però quella di Miramare era andata avanti, Quella appunto, di dicevi, Miramare qua è una andata quarantina avanti, d'anni. sì, è andato avanti 40 anni quasi, no? Che poi lì c'era la regia del Marcel Pravi di Vienna e poi abbiamo fatto anche un'altra edizione con Elio Pandolfi che si chiamava Buonasera signor Lear e bentornato a Miramare, che era con la regia di Gino Landi, insomma. Mi ricordo, Sì. mi ricordo anche, correggimi se sbaglio, che la versione storica di Luci e Suoni, quantomeno l'ultima parte della versione storica di Luci e Suoni, c'erano le grandi voci anche del doppiaggio, sono un paio Valeria Valeri, Feliciani, adesso vado un po' per... insomma, era... Torrens che cantava la Paloma, c'era dei tenori, c'era veramente da Ma si può, no? secondo te si può recuperare questa tradizione? È che oggi io ho fatto nel 2015, siamo tornati a Miramare, Sì. abbiamo fatto in video mapping, no? Però le difficoltà in quel momento, burocratiche eccetera, abbiamo chiuso. Ho capito. Poi il discorso sempre dei finanziamenti, perché OGD non possiamo usare la tecnologia di 40 anni fa, basta riflettori, no? E siamo purtroppo con attrezzature OGD che a installarle hanno dei costi grossi, no? Se però queste cose nel tempo avessero mantenuto ogni anno, si sarebbe diluito, no? Se invece parti da nuovo, è un po' come la mia, c'ero sempre fissa col castello di San Giusto, no? Hanno buttato giù il palcoscenico che si poteva rinnovare, fare eccetera, e adesso si trova che ogni anno per fare uno spettacolo si montano dei palchi, e i palchi secondo me sono fatti per i concerti, non per fare teatro. Questa è la mia opinione. Chissà quanti adesso mi tireranno fucilate, ma fa così. Allora, tornando all'appuntamento, agli appuntamenti, sono incominciati questa settimana, no? Abbiamo fatto fino a quando andranno avanti? Il 26 vanno avanti fino al 15 settembre. Fino al 15? Ogni lunedì, mercoledì e sabato. Com'è allora, è il caso di venire vestiti... no, vestiti da barca. Da barca, insomma, sì, ecco, sì. quindi insomma, di stare tranquilli, eccetera, e ricordatevi anche che c'è la possibilità di tutte queste offerte, quantomeno per i primi 2 giorni della prossima settimana e per le comitive. Il programma vede l'arrivo alle ore 10, il ritrovo alle ore 10, la partenza alle ore 10:30 e il rientro alle 12:30, con la possibilità 45, poi anche, già che si è là, di pranzare in questo, come si chiama? La Canocciada è un iti-turismo, diciamo. Iti-turismo, ecco, sì, non mi ricordavo questo. Hai in mente altro? No, quest'anno tra l'altro avevamo fatto anche il Timavo Salmon, la settimana del salmone, abbiamo fatto per 9 giorni, perché nelle risorgive del Timavo c'è un allevamento di salmoni di Zobek, lo stesso che ha giù. Abbiamo fatto le presentazioni in Camera di Commercio, e anche quello è un sviluppo che ogni anno faremo sempre, all'interno della manifestazione, ogni anno vorremmo portare a quelle date questa settimana del salmone. Anche perché è giusto anche appunto valorizzare, ove possibile, il territorio, non solamente la città, che è data ormai per acquisita sotto certi aspetti. Perché noi nel territorio diciamo che abbiamo fatto l'abbinamento del salmone con i prodotti locali, insomma, no? Abbiamo due cuochi, Luciano e Eleonora, che sono bravissimi, che veramente sono super, ecco, Ultima domanda a questo tipo, ti prego di essere rapido nella risposta, perché se no... il nostro territorio, no, appunto, da un punto di vista morfologico, rappresenta una sfida per questo tipo di iniziative? Sicuramente sì. Perché... Sicuramente sì. Sei stato anche troppo rapido nella risposta? No, sì, perché è un territorio, se tu per esempio faccio un esempio, in cartelli stradali, no? Vedi tutto di qua, ma villaggio pescatore, l'unica cosa che si ricorda del villaggio pescatore, sì, ci sono le risorgive del Timavo, ma il dinosauro Antonio, ma anche quello è poco sviluppato, no?
Quindi è un discorso Sì. che è un po' più ampio, ho capito? Sì, sì. Ho capito. Allora, io ringrazio Serafino Marchiorunet, che è il presidente di AIRSAC Europa. Ricordatevi, Bacino dell'Alto Adriatico, il fascino del Golfo di Trieste, terza edizione del progetto Escursioni in barca tra le risorgive del Timavo fino al 15 di settembre, ogni lunedì, mercoledì e sabato. Sì, perfetto. Grazie, buon lavoro e Benissimo. buona estate. Ci vediamo dopo la pubblicità con il telegiornale delle 13:20. Bene. Aspetta che non le porto via. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre subito parlando del G7 Istruzione. Siamo collegati telefonicamente con Laura Buccarella perché da qualche istante si è chiusa la conferenza stampa del Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara, che di fatto ha chiuso il vertice traendone appunto le conclusioni. Allora direi che possiamo direttamente collegarci con Laura Buccarella per scoprire se c'è stata qualche novità sostanziale. Buongiorno Laura. Buongiorno Umberto e buongiorno ai telespettatori. Davvero da considerati di questo G7 per quanto riguarda l'istruzione qui a Trieste, 1 o 2 giorni intensa di lavori. Il ministro Giuseppe Valditara. Abbiamo dei problemi con il collegamento con Laura Buccarella, casomai lo riprenderemo un attimo più tardi. Il G7, insomma, la conferenza stampa si è appena conclusa, quindi molto probabilmente, siccome il palazzo della Regione dove si è tenuto il G7 presenta dei problemi per quanto riguarda i collegamenti, lasciamo il tempo a Laura Buccarella di raggiungere un altro luogo dove sia più facile appunto collegarsi. Intanto il G7 Istruzione questa mattina ha fatto tappa all'ITS Academy Biomedicale del Friuli Venezia Giulia. Il Ministro dell'Istruzione Merito Valditara ha guidato la delegazione internazionale che ha visitato i laboratori dell'unico ITS della regione che forma tecnici esperti in tecnologie per le scienze della vita. ITS Academy Biomedicale di Trieste, inserito nell'agenda del G7 Istruzione perché fiore all'occhiello dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia, è un riconoscimento dell'eccellenza dei nostri corsi che introducono con successo professionale ed economico tutti i diplomati nel mercato del lavoro. Siamo onorati che il Ministro Valditara abbia scelto ITS Academy Biomedicale quale vetrina di eccellenza della formazione del nostro Paese. Si legge in una nota: la visita ai nostri laboratori da parte dei ministri dell'istruzione del G7 è un riconoscimento importante al lavoro svolto nei primi 10 anni di vita del nostro istituto. È il commento di Alberto Steiner, presidente della Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per la Chimica e le Nuove Tecnologie della Vita, ITS Academy Biomedicale Friuli Venezia Giulia. Allora, intanto c'è una coda, diciamo così, alla questione G7, perché questa mattina il Pedocine ha aperto dopo le 11, causa la visita della delegazione del G7 ad un'altra realtà dell'eccellenza cittadina. Proteste di turisti e triestini in fila in attesa di poter entrare. Giusto qualche minuto, una casa mia, giusto qualche minuto, signora. Non si può andare? Penso che un po' di informazione ci doveva essere, avvisare i cittadini della chiusura, perché noi veniamo, noi triestine e triestini veniamo al mare sempre alla lanterna, quindi un po' di informazione forse
sarebbe stata una cosa gradita. Ingresso del Pedocin sbarrato fino a conclusione della visita delle delegazioni all'Istituto Nautico e il disagio stamattina era palpabile. Se Trieste ha superato, dicevamo ieri, la prova del traffico, pochi i momenti di congestione delle vie cittadine, le proteste ci sono state per il divieto d'entrata al bagno storico La Lanterna. Anche alcuni turisti che volevano visitare il famoso stabilimento diviso fra maschi e femmine hanno dovuto scegliere un'altra destinazione. No, mi sono informata, se ero informata sono venuta più tardi, no adesso. Okay. Non sapevo niente, non so neanche cosa è successo. No, perché non sapevo di questa chiusura, purtroppo dobbiamo rispettare le regole, non c'è niente da fare. Cosa ne pensa della città tutta chiusa, tutta blindata? Ha avuto disagi? Boh, io no, perché vado a piedi al lavoro, ma sono tanti che c'erano disagi. Purtroppo non puoi fare niente. Ma non ero sicura, ho detto forse magari andrà via prima, invece no. Anche lei la pensava di andare al Pedocin questa mattina? Sì. E però è chiuso in questo momento. Lo so. Cosa ne pensa di questa organizzazione? Penso che non hanno avvisato bene, ieri potevano avvisare. Sì, decisamente sì, pensavamo, ma non sapevamo che era tutto chiuso. L'alternativa era aspettare, confidando nell'apertura dello stabilimento in mattinata, anche se l'orario non era chiaro. Inizialmente doveva riaprire alle 12, la nostra redazione era al corrente di una possibile apertura alle 11:30, comunicata sul posto. In realtà alle 11:05 le transenne sono state rimosse e le persone hanno fatto il loro ingresso al Pedocin, ma la maggior parte dei triestini e dei turisti se ne erano già andati, esasperati dall'attesa sotto un sole rovente. Allora c'è un aggiornamento, nonostante le transenne aperte, poco prima delle 13 molti triestini turisti erano ancora fuori dallo stabilimento davanti alla porta ad attendere il via libera per l'ingresso. Siamo adesso collegati con l'ispettore Gurtner dalla sala operativa della polizia locale. Buongiorno ispettore. Bosazzi, buongiorno a tutti. Allora, cosa ci racconta di questa mattinata? Io sono stato un attimo in città per dei servizi, non mi è sembrata una situazione eccessivamente critica. Lanterna a parte. No, confermo per quanto riguarda il traffico. Il dispositivo è iniziato alle ore 9 per quanto riguarda la chiusura di via Canal Piccolo. E poi abbiamo anticipato le deviazioni su Corso Cavour via Milano, perché ovviamente la questione cominciava a essere un po' particolare sulla via Mazzini, quindi abbiamo preferito anticipare le deviazioni e è andato tutto abbastanza bene. Anche per quanto riguarda altre località tipo Via d'Acca e Statale 14 Basovizza, dove erano dirette le delegazioni, non abbiamo avuto problemi. Faccio presente che attualmente siamo a conoscenza di un mezzo pesante che sta scendendo dalla strada del Friuli, che cercheremo di intercettare in direzione città. Molino Vento 76 c'è un incidente con feriti che probabilmente potrà dare un po' di documento alla normale viabilità. Ricordo che nel pomeriggio c'è la manifestazione della 13ª edizione del San Nicolò si mette in moto Summer Edition, partirà da Via degli Inchiostri presso un noto locale del posto e poi farà Via Miani, Valmaura, Flavia, Brigata Casale, Via d'Acca, saliranno in altipiano per arrivare poi a Sistiana. Altre cose direi che non ne ho da riferire. L'unica cosa che non abbiamo detto, ma è abbastanza ovvio mi pare di capire, è tutto aperto. No, assolutamente no, attenzione, meno c'è male. Stato un ritardo sui tempi delle riaperture, quindi viaggiamo con circa 3/4 d'ora, un'ora di ritardo, era previsto intorno alle 14 ma mi hanno riferito che non se ne parla prima delle 15 se non più in là. Ok, meno male che allora... me l'ha ricordato, però deve pensare che sono 3 giorni che noi siamo qua e ci sono bombardamento di notizie che quindi capisco, qualche volta le perdiamo un po' per strada. Per l'amor di Dio, figuriamoci, capisco che è anche una situazione appunto molto, molto particolare alla quale dovremo abituarci come minimo per altri 7-8 giorni. Assolutamente, se non sbaglio il 3 si riprende, no? Appunto. Grazie ispettore, buon pomeriggio, buon lavoro. Buon weekend a tutti quanti, saluti.
Allora, nel corso di una conferenza stampa, cambiamo argomento, il Movimento 5 Stelle ha rilanciato la campagna firme a favore del salario minimo e in merito alla situazione venutasi a creare a livello europeo, Stefano Patuanelli è sintetico: per contare in Europa bisogna esserci. Pensiamo che sia necessario introdurre il salario minimo per ridare dignità ai lavoratori. Non è l'unica cosa che serve, però è certamente la prima emergenza. Sul salario minimo il Movimento 5 Stelle non molla. Il senatore Stefano Patuanelli stamani in città ha rilanciato la raccolta di firme promossa dai grillini ma bocciata dal Parlamento per convincere, assieme alle opposizioni unite, il governo che questa è una delle emergenze del Paese. Ben inteso, e Patuanelli lo sottolinea, quella sul salario minimo è solo una delle battaglie che riguardano il settore occupazionale. Ve n'è un'altra altrettanto decisiva. Superare il precariato, questo governo millanta numeri sull'occupazione che sono numeri effettivamente reali, ma il modo in cui vengono calcolati gli occupati, sappiamo bene che anche chi lavora 3 ore una volta sola al mese rientra nel novero degli occupati. La realtà è che c'è una precarizzazione del mondo del lavoro che determina anche maggiore insicurezza nei luoghi di lavoro. Dal punto di vista della CGIL il salario minimo è uno strumento che può e deve essere utilizzato in Italia, in particolar modo in quei settori dove naturalmente si fa fatica dal punto di vista contrattuale a riconoscere a dei lavoratori una paga degna di tale nome. Naturalmente va inserito all'interno di una serie di azioni ulteriori, tra le quali naturalmente il rafforzamento del contratto collettivo nazionale, è inserito all'interno anche di politiche industriali che devono far sì che il salario dei lavoratori sia adeguato alle attività svolte. L'esponente pentastellato non si è sottratto ad un commento alla situazione venutasi a creare per il nostro Paese a livello europeo e alle conseguenze che, secondo Patuanelli, potrebbero minare la coalizione di governo. Oggi abbiamo Salvini che parla di colpo di Stato fatto dal suo collega Tajani, evidentemente, visto che il PPE partecipa alla scelta della von der Leyen come nuova Presidente della Commissione, quindi il rinnovo del mandato a Ursula von der Leyen. Dall'altra parte abbiamo la Meloni che parla di grande investitura popolare ma che non ha utilizzato quell'investitura che ha avuto oggettivamente, perché le europee nel nostro Paese hanno dato un'indicazione chiara ma non sta usando quei voti se non per mettersi in un angolo per poi poter dire l'Europa brutta cattiva, ma per cambiare l'Europa bisogna starci. Nel marzo del prossimo anno il Museo Revoltella si presenterà ristrutturato. Lo ha affermato ieri durante Trieste in diretta l'assessore alla cultura Giorgio Rossi, il quale ha anticipato che la riconsiderazione del museo riguarderà struttura e sovrastruttura. Siamo un giro di boa, come nella Barcolana. E il giro di boa prevede che non si possano fare altre mostre in quel contesto se non si mette a posto prima il museo. L'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi, ospite ieri di Trieste in diretta, tirando parzialmente le somme della mostra su Van Gogh, che chiude domani al pari di quella su Ligabue, ha rivelato i progetti che il comune metterà in atto per il museo Revoltella, forte di più di 150.000 visitatori da inizio anno, numero che molto deve all'esposizione del grande olandese. Il museo che Scarpa ha fatto è già di per sé un'attrazione, no? Perché tu vedi cosa ha fatto Scarpa a livello architettonico, uno rimane stupito, no? Da questi marmi, da questi volumi, da queste creatività. Ma però il museo è anche un museo che è obsoleto sotto certi punti di vista. I servizi di accoglienza, ad esempio, non c'è un bar, un punto di ristoro, va rifatta la biglietteria, va fatto un bookshop. Va fatta tutta una serie di riqualificazioni a partire ad esempio dalla Sala Sofianopolo. Il Comune per procedere ha a disposizione 500.000 euro del PNRR, cui si aggiungeranno altri fondi ricavati dalla tassa di soggiorno. La riconsiderazione del Revoltella partirà nei mesi autunnali e si concluderà entro i primi mesi del prossimo anno. Nel marzo del prossimo anno daremo il via probabilmente a un'altra mostra, diciamo più contenuta negli spazi, ma in un contesto che deve essere un contesto di totale riqualificazione del museo. Palazzo Sipario però, par di capire, non si limiterà ad una ristrutturazione strutturale del museo. Essa si estenderà anche alla sovrastruttura artistica stessa. Non è aperto solo ai turisti, è aperto anche ai cittadini che non possono vedere sempre le stesse cose, quindi abbiamo anche avviato un piano di restauro delle cose che abbiamo nei depositi, in maniera tale che sia veramente un museo da vedere a prescindere, no?
Allora, abbiamo ripristinato il collegamento con Laura Bucarella, che ha seguito la conferenza stampa che ha chiuso il vertice G7 istruzione. Buongiorno Laura. Nuovamente buongiorno Umberto, anche ai telespettatori. Sì, siamo riusciti anche a guadagnare una postazione migliore, davvero si è conclusa da poco e naturalmente, come tutti questi eventi, la conferenza era accompagnata anche da qualche piccolo disguido organizzativo. Comunque la conferenza stampa finale del ministro Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, ha tracciato un bilancio positivo di questi lavori, parlando di concordia tra tutti i delegati e i ministri dei 7 paesi grandi del mondo, sulla necessità di valorizzare i talenti dei giovani, una forte condivisione sulla personalizzazione dell'istruzione, su un rapporto molto stretto tra la scuola e il lavoro, con un occhio di riguardo anche per il mondo della formazione tecnico-professionale. Nella sala maggiore della Camera di Commercio in Piazza della Borsa il ministro Valditara dunque ha parlato della valorizzazione dei talenti e dell'inclusione, ma anche del ridare importanza sociale ai docenti che hanno in mano il futuro della scuola, ha detto, quindi hanno un ruolo centrale che va concretamente valorizzato attraverso la cultura del rispetto, proprio citando anche alcuni casi di cronaca che hanno visto magari le famiglie di alcuni studenti opposte agli insegnanti, ai docenti, anche con episodi deprecabili di aggressioni. Sulla dichiarazione finale il ministro ha detto che questo G7 ha voluto lanciare un ponte verso il prossimo G20. L'altro tema forte dei lavori di questo G7 è stata la lotta alla dispersione scolastica. Ha detto il ministro ci sono 50.000 giovani in Italia chiusi in casa che non vanno nemmeno a scuola e vanno assolutamente recuperati in qualche modo. Per quanto riguarda la valorizzazione dei docenti, gli è stato chiesto si può fare attraverso salari e stabilizzazione. Il ministro ha risposto di sì, ma queste cose non sono ancora sufficienti. Comunque la certezza del lavoro è sicuramente molto importante, tanto che, citando il piano assunzioni del governo, ha annunciato nei prossimi 3 anni la stabilizzazione di altri 70.000 docenti. Questi in sostanza i temi forti trattati usciti dai lavori del G7 di Trieste. Abbiamo rilevato anche noi diversi problemi di traffico nelle zone limitrofe ai palazzi dove si svolgevano appunto i lavori. Per il momento quindi è tutto, gli aggiornamenti ci saranno naturalmente nel telegiornale di questa sera. Vi restituisco la linea. Grazie Laura Bucarella. Prima di passare al meteo c'è una notizia di cronaca che approfondiremo nel telegiornale delle 19:30. È stato denunciato un 30enne romeno senza fissa dimora per aver aggredito 2 donne sulla linea 10 della Trieste Trasporti. Una di queste 2 donne si è difesa usando lo spray al peperoncino. Il fatto è avvenuto ieri nel pomeriggio. Ripeto, lo approfondiremo nel telegiornale della sera. Chiudiamo dando uno sguardo al meteo, vediamo la situazione generale. Nel fine settimana l'anticiclone subtropicale si espanderà sul Mediterraneo, portando tempo progressivamente più caldo e afoso sul Friuli Venezia Giulia. Da lunedì un nuovo fronte atlantico transiterà sul nord Italia. Per domani dunque la previsione è incerta. Durante la notte non si esclude qualche rovescio sulle zone occidentali. In giornata su pianura e costa cielo sereno poco nuvoloso. Sui monti cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili locali rovesci e temporali pomeridiani. Caldo afoso in pianura di giorno, vento a regime di brezza con vento sostenuto da sud nel pomeriggio sulla costa. Per lunedì, già che ci siamo, tempo instabile con cielo in genere nuvoloso o coperto, probabili rovesci e temporali diffusi con piogge da abbondanti a intense, temperature in diminuzione. Ci vediamo domani? No, sì, ci vediamo questa sera alle 19:30. Buon pomeriggio a tutti e a più tardi.